Maxi frode fiscale internazionale, riciclaggio e traffico illecito di rifiuti per 300 milioni di euro, 5 arresti, 53 indagati, 50 perquisizioni nelle province di Udine, Gorizia, Treviso, Padova, Belluno, Verona, Venezia, Brescia e Como e sequestri per 66 milioni di euro. Sono gli elementi principali e riassuntivi relativi all'operazione denominata Via della Seta della Guardia di Finanza di Pordenone su delega della Direzione Distrettuale Antimafia di Trieste. Il sodalizio criminoso operava nella commercializzazione illecita di materiali ferrosi e non come rame, ottone, alluminio, normativamente inquadrabili come rifiuti metallici non pericolosi. Nel dettaglio è stato scoperto un patto tra criminalità italiana e cinese che non avevano connessione tra loro se non per gli obiettivi finali, l'una di portare denaro da conti correnti cinesi in Italia, l'altra di far arrivare in Cina denaro liquido nei propri conti correnti. C'è un gruppo che aveva un obiettivo, quello di far retrocedere in nero quello che è andato all'estero in chiaro. E c'è un gruppo che aveva l'obiettivo opposto, quello di portare all'estero, in Cina in questo caso, del denaro in chiaro, tenendosi il nero qui. Allora, un nero in entrata e un nero in uscita si sono compensati. Succedeva che i soggetti italiani hanno trasferito in Cina 150 milioni sulla scorta di inesistenti importazioni di acciaio e di ferro e all'accredito i cinesi consegnavano cash in buste, anche con 200.000 euro in contanti, direttamente agli italiani il controvalore. Il denaro riscosso dagli italiani avveniva attraverso buste che si potevano camuffare facilmente come borse di acquisti vari, vestiti o altro, all'interno di noti centri commerciali all'ingrosso cinesi di Padova e Milano, con un vero e proprio passaggio di mano del denaro. La struttura dell'intero modus operandi era basata sulla creazione in Italia di società ad hoc con funzione di intermediari nel commercio dei rottami metallici. Queste emettevano fatture false con operazioni di acquisto all'estero della merce ferrosa, ottenendo anche fittizia documentazione di conformità. In realtà il materiale veniva reperito a nero da scarti industriali che poi con tutta la documentazione veniva venduta al cliente finale, ovvero le acciaierie, ignare di tutto il giro illecito. Le investigazioni sono state avviate nel 2018 in seguito ad anomale movimentazioni finanziarie intercorse tra un'impresa con sede nella Repubblica Ceca e una neocostituita azienda in provincia di Pordenone. Vi era una società di Pordenone che nell'ambito di poco più di un anno aveva avuto un incremento di fatturato da 10.000 euro a 52 milioni, cosa che di per sé già di per sé è anomalo. Sui reati fiscali dobbiamo accendere veramente un faro e dobbiamo cominciare a pensare che sono reati gravi perché tradiscono la fiducia che il popolo italiano ripone sulla correttezza fiscale e che per adesso i lavoratori dipendenti sono gli unici a poter garantire.